La Liguria offre sempre piacevoli sorprese. Oggi siamo a Bordighera per visitare un luogo davvero magico, il Museo Bicknell. Clarence Bicknell nasce in Inghilterra nel 1842. Dopo la laurea in matematica si dedica a numerosi viaggi e nel 1878, a 36 anni, arriva a Bordighera. Incantato dal luogo, vi si stabilisce per dedicarsi allo studio della flora locale. Personaggio eclettico, di grande umanità e cultura, negli anni operò con successo in diversi ambiti della conoscenza. Fu il primo ad eseguire uno studio accurato delle incisioni rupestri preistoriche presenti sul Monte Bego, nella Valle delle Meraviglie. Ancora oggi il suo lavoro è un riferimento per gli studiosi del settore. Negli anni raccolse innumerevoli reperti e nel 1888 a Bordighera aprì il primo museo della Liguria occidentale, il Museo Biblioteca Clarence Bicknell, che ben presto diventò un luogo di studio e intrattenimento culturale. Il salone del museo fu costruito per avere un'eccellente resa acustica. Sul palco, dove si svolgevano gli spettacoli, sono ancora presenti due paraventi di juta realizzati da Bicknell e decorati da due pittori dell'epoca. L'enorme biblioteca è composta da oltre 120.000 volumi, alcuni antichi, altri rari e a volte pregevolmente illustrati. Di particolare interesse i fogli originali con i disegni delle incisioni rupestri, rilevati con la tecnica del carboncino direttamente nella Valle delle Meraviglie. Bicknell amava molto quei luoghi, tanto che a Casterino fece costruire Villa Fontanalba, dove passava lunghi periodi di soggiorno e studio. La collezione archeologica è composta da reperti storici e preistorici dell'estremo ponente ligure. Bicknell era un convinto esperantista. Pensava che parlare una lingua comune avrebbe avvicinato i popoli e facilitato le relazioni umane. Nel museo le testimonianze sono numerose, come queste due bellissime giare con scritte in esperanto. La variopinta e delicatissima collezione di farfalle è conservata in cassettiere originali che Bicknell fece arrivare direttamente da Londra. L'erbario è composto da più di 13.000 campioni raccolti nell'estremo ponente ligure. Ogni esemplare ha un'etichetta che riporta luogo e data di raccolta. Il lotto 2017 è composto da oggetti appartenuti a Bicknell e da disegni che evidenziano le sue doti pittoriche. All'esterno la facciata è dominata da un maestoso glicine iscritto nel registro degli alberi monumentali d'Italia. Passeggiando nel giardino di meditazione incontriamo una vera rarità, l'ebano delle Canarie. Questo è l'unico esemplare censito nell'Europa continentale. Invece la lagunaria ha origini australiane
Le sue fibre, molto resistenti, erano utilizzate dagli aborigeni per costruire reti, ceste e corde. La contorta melaleuca australiana ricevette il nome di tea tree, albero del tè, direttamente dal capitano James Cook, che utilizzando le sue foglie si preparava un infuso molto rinfrescante. Dalla pianta si ricava anche un olio essenziale dalle innumerevoli proprietà benefiche, il tea tree oil. La casuarina equisetifolia è una pianta pioniera in grado di colonizzare terreni poveri di nutrienti. Per questo è utilizzata per riforestare l'isola di Pasqua. Ma il re del giardino è questo meraviglioso ficus, messo a dimora direttamente da Bicknell, una vera potenza della natura, che nella sua lenta crescita ha inglobato una palma, divelto muri e incorporato una cancellata. Anche lui è inserito a pieno titolo nel registro degli alberi monumentali d'Italia. A noi non resta altro che ammirarlo. La visita al Museo Bicknell ci racconta la straordinaria vita di un uomo che ha dedicato la sua opera alla conoscenza e alla bellezza. Un'esperienza che certamente vi lascerà un buon ricordo.